Oggi Eraldo il buongiorno ve lo dà dalla stazione di Camogli. Quando si esce dalla stazione, le indicazioni dei cartelli fanno vedere che i sentieri del parco di Portofino sono sulla sinistra e allora noi procediamo sulla sinistra. Usciti, come ho detto, dalla stazione, a sinistra troviamo la strada Cuneo. Quasi in fondo di via Cuneo vediamo lì davanti a noi la caserma dei carabinieri, alla sinistra della quale c'è la stradina che conduce poi al sentiero per San Rocco di Camogli. Come si può vedere, il problema del posteggio esiste perché è solo per i residenti. Ecco, si gira, passo alla sinistra e qui sull'angolo troviamo il cartello via San Rocco che porta a San Rocco di Camogli. Il segnavia sono 2 pallini rossi. Questo sentiero, oh che croce, ci porta a San Rocco di Camogli entro una quarantina di minuti. Fatto il primo pezzetto di sentiero, arriviamo al primo bivio e noi dobbiamo andare a destra, piano piano. Il sentiero passa in mezzo agli ulivi e ora noi andiamo su di lì. Un po' di sentiero, un po' di scale e arriviamo in cima. Arrivati a questo punto si gira a destra, faccio la scritta San Rocco, un'altra scalinata, per questo pezzetto sembra un mortirolo. Noi vediamo. Qui c'è un'azienda agricola, vendono olio, uova, verdura, conserve, aromi, tutta roba bella fresca. Mamma mia come si arrampica sta scala. Lui vai piano perché bene non ci arrivo io su. E questo è il punto più bello della giornata perché mi indica che siamo arrivati a San Rocco di Camogli. Qui c'è il panificio dove fanno specialità liguri, focaccia, galette. E qui c'è il santuario di San Rocco di Camogli. Ora vediamo, ci rinfreschiamo a Nubi. Eccoci arrivati. La strada dalle batterie è questa. Ci siamo lavati, abbiamo bevuto e ora andiamo giù. Allora da San Rocco di Camogli, dove eravamo prima sul federato della chiesa, la palettatura del sentiero indicava una quarantina di minuti per arrivare alle batterie. Ora come sempre poi dipende anche un po' da noi, prendercela con calma perché è inutile scoppiare per mantenere i tempi, nessuno ce lo obbliga. Approfittiamo di questo punto che è all'ombra, che ci fa rigenerare un po' le forze. Ora qui siamo a un bivio, la parte che va di sotto va verso San Nicolò che porta poi a Punta Chiappa. Sì, le batterie si va dritto, è anche logico perché le batterie si trovano al di sopra di Punta Chiappa, perciò bisogna proseguire sulla parte superiore senza deviare a destra. Certo che chi abita qui ha una vista pazzesca, non sarebbe male avere una casetta qua, È proprio un bel posticino, alzarsi presto al mattino qui
Non ti alzi col nervoso. Apri la finestra e vedi questi stupendi paesaggi, quelli che sono dietro gli ulivi certamente, ti fa iniziare la giornata in modo diverso del solito. Guardate del pesticino. Allora, mi dimenticavo di dire che questo piccolo agglomerato di case si chiama Mortola e fa parte poi sempre di San Rocco di Camogli. Guardate che bello! Ed ecco Mortola nel suo complessino di case, un bel angolino tra gli ulivi e il mare. Ecco, qui sulla sinistra c'è dell'acqua per rinfrescarsi, nel muro c'è disegnato il bicchiere in rosso per indicare che l'acqua è potabile. Questa parte è sempre quasi tutta all'ombra e ciò aiuta. Andiamo. Ed eccoci in prossimità di una deviazione. Qui c'è la freccia e i due pallini che indicano la parte, diciamo, in piano, la continuazione del sentiero che stiamo facendo adesso. Ed ecco infatti i due triangoli che sono all'inizio di un altro sentiero, e precisamente di qua arrivi a Semaforo Nuovo, che faremo un giorno di questi, Pietre Strette, dove siamo già stati 2 volte, una volta per andare a San Fruttuoso e un'altra volta che siamo andati a un mulino. Sulla destra, tra una mezz'oretta, dovremo essere dalle batterie e San Fruttuoso Portofino Mare. Noi continuiamo da questa parte. Comunque, tutto sommato, nonostante il sole, nonostante il caldo, tutta questa parte di sentiero, a partire da San Rocco di Camogli, arrivare quasi alle batterie, è tutto all'ombra. Le batterie forse rimarranno senza dubbio al sole perché sono proprio sul mare, a picco, dove c'erano le postazioni dei militari per difendere eventuali attacchi che arrivavano dal mare, da parte del mare. Facevano parte della seconda guerra mondiale. Poi, come vedete, qui è tutto ombra, perciò si cammina bene.